Cristina Pavesi nasce il 4 settembre del 1968 e cresce a Conegliano Veneto. È una ragazza timida e con la testa sulle spalle, ma sempre attiva ed entusiasta della vita. L'arte e il teatro sono le sue grandi passioni. Ha dei grandissimi occhi azzurri, sguardo dolce e profondo e un sorriso luminoso. Cristina è generosa, buona e molto legata alla sua famiglia, soprattutto a sua zia Michela, con cui trascorre molto tempo e si confida sempre. Terminati gli studi classici, si iscrive all'Università di Padova e non vede l'ora di laurearsi. Il suo sogno è poter studiare al DAMS di Bologna. Avvenne alle 18:30 del 13 dicembre 1990 nella campagna di Vigonza a Padova. I rapinatori della Mala del Brenta avevano ricevuto informazioni precise. Ogni settimana un treno speciale con vagone blindato doveva trasportare a Milano 7-8 miliardi di lire in contanti. L'idea era di salire sul treno a Mestre, fermarlo in aperta campagna, far saltare la carrozza blindata e arraffare il bottino. Tutto procedeva per il verso giusto. Quando però Gilberto Solgato, uno dei rapinatori, vide il treno regionale Bologna-Venezia fermarsi sul binario accanto al treno merci, Maniero ordinò di far esplodere la carica ugualmente. Il postare non era blindato come credevano e lo scoppio del C4 è stato talmente forte da aver squarciato la carrozza del treno adiacente. Cristina, di ritorno da un incontro con il relatore della sua tesi, morì sul colpo tra le lamiere e altre 13 persone rimasero ferite. Si trovavano al momento sbagliato nel posto sbagliato, una morte senza un perché. I magistrati patavini capiscono subito che ad aver organizzato la rapina è stata la Mala del Brenta. Le indagini sulla rapina porteranno nel marzo del 1992 all'arresto di Giampaolo Manca, ma in seguito si scoprirà che non c'entrava nulla con l'assalto al treno. Solo con il pentimento di Maniero emergeranno i dettagli della rapina, assieme ai nomi di tutti coloro che presero parte all'assalto. 3 mesi è stata la condanna inflitta ai responsabili, ai quali è stata contestata solo la rapina e non l'omicidio di Cristina. Agli assalitori, secondo i giudici, sarebbe mancata l'intenzionalità di uccidere. Una rapina che tormenta i ricordi dei suoi partecipanti e toglie ancora il sonno ai parenti di Cristina, definita una vittima senza giustizia, in quanto lo Stato non volle inquadrare la vicenda sotto l'etichetta di mafia, perché non proveniva dal sud ma era un fenomeno della Riviera del Brenta.